Una massiccia operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai carabinieri della compagnia Roma-Ostia sul litorale ed all'interno della riserva naturale della Pineta di Castelfusano. L'intervento, finalizzato in modo particolare alla prevenzione del degrado urbano, alla tutela ambientale e al contrasto del rischio incendi in una delle aree verdi più sensibili della capitale, ha visto l'impiego coordinato di numerose componenti specializzate dell'Arma. Oltre all'Arma territoriale hanno operato il Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e il quarto Reggimento Carabinieri a cavallo per il pattugliamento delle aree impervie della Pineta, il Nucleo Elicotteri di Roma per la vigilanza aerea, il Nucleo Subacquei, aliquota motovedetta, nonché i nuclei specializzati NAS-NIL di Roma. Le attività si sono concentrate sui fenomeni di abusivismo commerciale e i parcheggiatori abusivi che alimentano il degrado nelle aree di sosta e sui viali adiacenti alla pineta. In particolare i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 51 anni mentre esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo, minacciando gli automobilisti di danneggiare i veicoli in caso di mancato pagamento. Un secondo arresto ha riguardato una donna di 42 anni colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, successivamente condotta presso il carcere di Rebibbia. Altri 5 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per l'esercizio della professione di parcheggiatore abusivo. Sul fronte del commercio illegale e del decoro urbano sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro nei confronti di 7 venditori abusivi su area pubblica. Contestualmente i carabinieri hanno sequestrato ed avviato lo smaltimento ben 170 kg di materiale vario, evitando l'accumulo di rifiuti potenzialmente infiammabili a ridosso delle aree boschive.